la provincia di Agrigento. 493.000 abitanti, 43 comuni. Si estende su oltre 3.000 km² di superficie, nella parte meridionale dell'isola, occupando quasi la metà della costa bagnata dal mare africano. Prima di iniziare la nostra visita, individuiamo alcuni interessanti itinerari. Primo fra tutti, quello pirandelliano, cioè dei luoghi descritti dalle opere di Luigi Pirandello, drammaturgo, narratore, poeta insigne, nato ad Agrigento il 28 giugno 1867. Si era laureato in lettere a Bonn e si era stabilito infine a Roma. Docente nel magistero di lettere, fu attivissimo come giornalista e scrittore. La sua vita fu molto difficile. Dalla crisi finanziaria familiare, il cui patrimonio era investito nel commercio dello zolfo, alla pazzia della moglie assistita da lui per anni con paziente dedizione. Fu accademico d'Italia, premio Nobel per la letteratura, scrittore di fama mondiale. Il primo romanzo fu L'Esclusa, al quale seguì Il fu Mattia Pascal e Uno, Nessuno, 100.000. Moltissimi racconti raccolti sotto il titolo Novelle per un anno, tra cui figurano i piccoli capolavori di narrativa Ciao la scopre la luna e La Giara. Pirandello fu conosciuto in tutto il mondo per la sua produzione teatrale. Pensaci Giacomino, Così è se vi pare, Ma non è una cosa seria, e i più impegnativi I 6 personaggi in cerca d'autore e Enrico IV, considerato il suo capolavoro. La sua è una concezione pessimistica, secondo cui nessuno di noi può essere conosciuto realmente da chi lo circonda e che per ognuno di noi esistono tante immagini quante sono le opinioni che gli altri si sono formati e l'io segreto non esiste. Da questa amara visione nascono dei conflitti, incomprensioni, tragedie che sconvolgono l'animo dei suoi personaggi. Iniziamo l'itinerario proprio da Girgenti, la sua città natale, nella quale molte creature pirandelliane amano respirare, soffrire, scontrarsi. Girgenti, con le sue erte strade tortuose, con le vecchie casupole screpolate pigiate quasi l'una sull'altra, così come lui stesso le descrive nei Vecchi e i Giovani. Lì a Girgenti, scriveva ancora, nessuno si muoveva, né accennava di volersi muovere, paese morto. Tanto vero, dicevano i maligni, che vi regnavano i corvi, cioè i preti. Della città antica, Pirandello ricorda nel romanzo Uno, Nessuno e 100.000 il vescovato, che scriveva «Siede come una fortezza in cima alla città. Il collegio degli Oblati, vasto antichissimo edificio quadrato e fosco esternamente, roso tutto dal tempo e dalle intemperie». Quando quei poveri oblati, alla mattina e al vespro, cantavano al suono dell'organo della chiesa del collegio, le loro preghiere sapevan di pianto, e a udirle da giù, provenienti da quella fabbrica fosca nell'altura, accoravano come un lamento di carcerati. L'ex convento di San Vito, divenuto carcere rigurgitante di detenuti che talvolta dovevano aspettare 3 o 4 anni per essere giudicati, e la rupe Atenea, sulla quale discute nei Vecchi e i Giovani Don Ippolito Laurentano, che in proposito cita le storie di Polibio. Non passava giorno che non si vedessero per via in processione funebre le orfanelle del Boccone del Povero, squallide, curve, tutte occhi nei visini appassiti col velo in capo, la medaglina sul petto e un cero in mano. Il palazzo vescovile è descritto in Uno, Nessuno e 100.000. Monsignor Partanna mi ricevette nella vasta sala dell'antica cancelleria nel palazzo vescovile. Sento ancora nelle narici l'odore di quella sala dal tetro soffitto affrescato, ma così coperto di polvere che quasi non vi si scorgeva più nulla. E ancora il seminario, che era assai frequentato, e la biblioteca lucchesiana. Quest'ultima è così descritta. Vidi nella penombra fresca che teneva l'ampio stanzone rettangolare presso un tavolo polveroso 5 preti della vicina cattedrale e 3 carabinieri dell'attigua caserma in manica di camicia, tutti intenti a divorare un'insalata di cocomeri e pomidori. Restai ammirato. I commensali, stupiti, levarono gli occhi dal piatto e me li confissero addosso. Mi apprestai rispettosamente e domandai del bibliotecario: «Sono io,
mi rispose uno degli 8 con voce afflitta dal boccone non bene inghiottito. Io vengo a chiederle il permesso di vedere se in questa, non dissi taverna ma biblioteca, sono dei manoscritti. Laggiù, in quello scaffale in fondo, mi interruppe la stessa voce impolpata di un nuovo boccone e gli 8 bibliotecari si rimisero a mangiare. Lo scaffale accennatomi era aperto. Chi ne avesse avuto voglia avrebbe potuto servirsi a comodo, ma quei libri non conoscono altri visitatori che i topi e gli scarafaggi. Via delle Torri, che mostrava, scrive Pirandello nel Vitalizio, l'antica cinta della città, con le torri mezzo diroccate. Attraversando quel tratto, Marabito avvertiva realmente nel silenzio e tra l'eco dei passi come un sospetto che ci fosse qualcosa in quella via di misterioso, e non gli pareva l'ora di arrivare al piano Ravanusella arioso. Ma vi respirava per poco. Gli toccava di là risalire verso lo stretto di Santa Lucia, anch'esso malfamato e quasi sempre deserto. Sempre nei vecchi e i giovani. Presero l'erta via di Lena, dove pareva fosse un tumulto attorno a qualcuno che cantava. Niente. Erano i pescivendoli che, arrivati or ora dalla marina, scavalcati dalle mule cariche, gridavano tra la folla il pesce fresco con lunga e gaia cantilena. Pirandello così descrive ancora il centro storico. I 3 proseguirono per via Bakpak finché non giunsero presso la porta più alta della città a settentrione, il cui nome arabo era divenuto Biberria, porta dei venti. L'unica cosa bella che Girgenti possiede, vanto della nostra Montelusa, è la passeggiata a Cavour, posta all'uscita del paese. Vi si recano quotidianamente Bandi ed Andrea a passeggiare verso il tramonto. Ci va Marabito per dare uno sguardo alla sua terra giù nella vallata tra 2 tempi antichi. Vi si ferma impaziente Marcantonio Ravì, appoggiato alla ringhiera, con gli occhi fissi alla macchia fosca del cimitero di Bonamorone, mentre un soldato affacciato ad una finestra del grigio casermone di rimpetto lustrava uno stivale fischiando a distesa. E accanto a Bonamorone, poco più sopra, in aperta campagna, in luogo amenissimo, sorgeva il grande Hotel de Temple, fuori dell'alta e misera cittaduzza d'oggi. Anche allora, sul viale lunghissimo attorno alle mura della vecchia città, i rami degli alberi formavano quasi un portico verde e lieve, limitato alla fine da 2 azzurri, quello aspro e denso del mare, quello tenue e vano del cielo. La vista di tutta la spiaggia, sotto, svariata di poggi, di valli, di piani e del mare, in fondo, nella sterminata curva dell'orizzonte, è così splendida da strappare un soprassalto d'ammirazione. In gennaio-febbraio, la vallata fiorita del bianco dei mandorli sta in primo piano sullo sfondo dell'aspro azzurro del mare sconfinato che parte a levante da Punta Bianca. Uno sprone d'argento per giungere a ponente fino a Capo Rossello, di cui nella notte si vede il faro sanguigno. Un mare vastissimo, chiuso in ampio semicerchio dalle terre del Fiumenaro e del Cannatello, segnato al centro dalla foce dell'Ipsas fino al Caos, Porta Empedocle e Punta Piccola. Ma è alla Valle dei Templi che Pirandello rivolge particolare ammirazione. Un bosco di mandorli ed olivi saraceni, detto perciò il bosco della Civita. E i chiomati olivi cinerulei s'avanzano in teoria fin sotto alle colonne dei tempi maestosi e par che preghino pace per quei clivi abbandonati. Sotto il ciglione scorre, quando può, il fiume Acragas, che Pindaro glorificò come ricco di greggi. Qualche greggiola di capre attraversa tuttavia il letto sassoso del fiume, si inerpica sul ciglione roccioso e viene a stendersi a rugumare il magro pascolo all'ombra solenne dell'antico tempio della Concordia, integro ancora. Percorsa la vallata di Sant'Anna, lì presso, a poche centinaia di metri, è la contrada Caos, la valsania del romanzo, la terra di Scialle Nero e di un cavallo sulla luna. Da quell'altopiano di argille azzurre si apre la vista di Porto Empedocle, divenuto comune autonomo, vivace nel traffico dello zolfo e del pesce, nato su una breve striscia di spiaggia e poi arrampicatosi sul pendio marnoso su fino al piano della Lanterna e verso Villa Seta. I girgentani
guardavano la piccola borgata di mare come una parte della loro città. Ed ancora oggi non c'è rivalità tra i due centri che hanno quasi uguale il dialetto. Una ventina di casupoli, là sulla spiaggia, con un breve ponitoio da legni sottili, detto ora molo vecchio, e un castello a mare, quadrato e fosco, dove si tenevano i lavori forzati, i galeotti, quelli che poi, cresciuto il traffico dello zolfo, avevano gettato le due ampie scogliere del nuovo porto, lasciando in mezzo quel piccolo molo, al quale, in grazia della banchina, è stato serbato l'onore di tenere la sede della capitaneria del porto e la bianca torre del faro principale. Non potendo allargarsi per l'imminenza d'un altipiano marnoso alle spalle, il paese si è allungato sulla stretta spiaggia e fino all'orlo di quell'altipiano le case si sono addossate, fitte, oppresse, quasi l'una sull'altra. I depositi di zolfo si accatastavano lungo la spiaggia e da mane a sera è uno stridor continuo di carri che vengono carichi di zolfo dalla stazione ferroviaria o anche direttamente dalle zolfare vicine. È un rimescolio senza fine d'uomini scalzi e di bestie, ciattio di piedi nudi sul bagnato, sbaccaneggiar di liti, bestemmie e richiami, tra lo strepito e i fischi d'un treno che attraversa la spiaggia, diretto ora all'una, ora all'altra delle due scogliere sempre in riparazione. Oltre il braccio di levante fanno siepe alla spiaggia le spigonare con la vela ammainata a metà sull'albero. A piè delle cataste si impiantano le stadere, sulle quali lo zolfo è pesato e quindi caricato sulle spalle dei facchini, detti uomini di mare, i quali scalzi, in calzoni di tela, con un sacco sulle spalle rimboccato sulla fronte e attorno, dietro la nuca, immergendosi nell'acqua fino all'anca, recano il carico alle spigonare, che poi, sciolta la vela, vanno a scaricare lo zolfo nei vapori mercantili ancorati nel porto o fuori. Pirandello, rievocando molto poeticamente la sua nascita, ricorda il caos. Una notte di giugno caddi come una lucciola sotto un gran pino solitario in una campagna d'olivi saraceni, affacciata agli orli d'un altipiano d'argille azzurre sul mare africano. Si sa le lucciole come sono. La notte, il suo nero, pare lo faccia per esse, che volando non si sa dove, ora qua, ora là, vi aprono un momento quel loro languido sprazzo verde. Qualcuna ogni tanto cade, e si vede allora sì e no quel suo verde sospiro di luce in terra che pare perdutamente lontano. Così io caddi quella notte di giugno, che tant'altre lucciole gialle baluginavano su un colle dove era una città la quale in quell'anno pativa una grande moria. Per uno spavento che s'era preso a causa di questa grande moria, mia madre mi metteva al mondo prima del tempo previsto, in quella solitaria campagna lontana dove si era rifugiata. Un mio zio andava con un lanternino in mano per quella campagna in cerca di una contadina che aiutasse mia madre a mettermi al mondo. Ma mia madre s'era già aiutata da sé e io ero nato prima che mio zio ritornasse con la contadina. Raccattata dalla campagna, la mia nascita fu segnata nei registri della piccola città situata sul colle. Tra i tanti che in quell'anno giornalmente vi morivano, uno che nasceva era come una riparazione da tenerne più conto quanto più insufficiente e meschina. Io penso però che sarà cosa certa per gli altri che dovevo nascere là e non altrove e che non potevo nascere dopo né prima. Ma confesso che di tutte queste cose non mi sono fatta ancora né certo saprò farmi mai un'idea. Io dunque son figlio del caos e non allegoricamente ma in giusta realtà, perché son nato in una nostra campagna che trovasi presso ad un intricato bosco denominato in forma dialettale Cavusu dagli abitanti di Girgenti, corruzione dialettale del genuino e antico vocabolo greco caos.